mi ero fatto ironicamente una domanda, così quindi la dico, ma non per fare nessunissima provocazione, ma proprio per capire. Cioè, vice Presidente, penso che l'unica persona che ha vinto il campionato è che non c'è questo grande entusiasmo sulle sorti. Quindi è chiaro che ci sono delle cose un attimo da smussare, senza dubbio, quindi vuol dire che quando questo accade il problema insomma da una parte delle sue. Ma un giorno prima della fine della scadenza, secondo lei è giusto che una piazza piccola come Treviso si preoccupa o no? È giustissimo. Allora? No, ma non mi stava stata a chiarezza? Stavo dicendo. Allora domanda. Non era una domanda. Non era una domanda. Allora, buono. posso? Ma io sono diretto. No, prego, ma mi fa piacere. Io sono più diretto, quindi va benissimo. E poi scusate, allora, poi il ringraziamento dei campionati e fine campionato l'abbiamo fatto in curva. No, ma questo io stavo dicendo, non mi stavo riferendo. Allora, mi stavo riferendo, io ho anche detto, leggendo sui giornali, quindi ho anche detto, mi sembrava così, vista da esterno, no? In quel caso ero un esterno, quindi leggevo, poi mi informo da ogni parte. Quindi, e mi sono anche chiesto, senz'altro i problemi sono da ambe le parti, cioè non è che mi sono detto bravi tutti il resto, quindi per prima riflessione che ho fatto vuol dire che anche in società ci sono dei problemi, quindi bisogna cercare di sistemare, mi sono attaccato alla comunicazione apposta. Bisogna cercare di ottimizzare e di andare ad approfondire con molta attenzione prima di dare dei nomi o di fare dei programmi, prima pensarci bene ed essere chiari quando si comunica e si dice le cose. Questo volevo dire. Non abbiamo mai chiesto né Serie B né Serie A. Ma chiarezza. E infatti ma siamo qua perfettamente Presidente e anche segretario. Chiarezza non c'è mai ma stata. siamo perfettamente d'accordo. Se devo fare di comunicazione, ho detto al momento cioè siamo concordo al 100%. A prescindere dal fatto che oggi siamo tutti contenti, ovviamente. Ma i problemi ci sono, la questione c'è da lavorare. Lei ha detto sono stupito dell'entusiasmo che non c'è. Quindi, no, non ora, non parliamo di oggi. L'entusiasmo non è stata fatta neanche una festa della promozione con i giocatori, 2 volte rinviata. Allora, farle capire un attimo la situazione com'è, no? Ma io le dico, siamo tutti contenti, però magari già ho detto, vedendola dall'esterno, mi fa piacere che venga queste cose, perché queste cose vuol dire l'entusiasmo non è che esce così, bisogna anche queste cose bisogna anche costruire per essere entusiasmo. Perfetto, è lì che vuole arrivare, mi fa piacere che ci siano queste cose, perché vuol dire che la base c'è, cioè l'entusiasmo esiste, quindi vuol dire che il problema è stato di comunicazione ed è stato di una gestione di un certo tipo. Quindi scusa, chiudo che il campionato l'ha vinto il presidente, ma l'hanno vinto anche i giocatori. Tutti l'hanno vinto. Esatto. Il campionato si vince sempre, appunto. Non lo vince mai una persona sola, secondo me, lo vince la società, il giocatore, esatto. L'allenatore. Cioè perché se Torromino il tiro posso andare in 97esimo, va fuori, stiamo parlando di altro. Va benissimo. Per cui, io sono. l'ha visto il presidente e l'hanno vinto anche i giocatori. Tutti, ho detto. Esatto. Da ogni parte. Gente che rimane a casa non c'è neanche una spiegazione. Lei ha mai visto una squadra che vince e 3/4 sparisce? Mi dica, sinceramente. Qualcuno sì, però. No, quelle che stanno andando in fallimento. Allora basta. Perché ci sono, non era tanto del calcio, però c'erano un paio di elementi che potevano anche rimanere, non c'è stata chiarezza. Allora, l'allenatore che inizia i campionati non si sa dove va, arriva uno che allena una squadra a 5, mi sta bene, tanto non lo conosco, non posso dire niente. 5 campionati sì, va bene, ragazzi, andiamo a vedere dove, va bene, ma quello che diciamo, non stiamo chiedendo niente, chiediamo che ci sia comunicazione, siccome qua comunicazione non c'è stata mai, e può dire una cosa, stiamo iniziando. E parla sempre da terzi. Però posso dire una cosa, allora, mettiamo un punto. Il mister che viene lasciato a casa non sa neanche perché. Posso? Presidente, se vuol dire la sua. Allora, il mister, quando l'ho toccato sulle belle righe del io non conoscevo nessuno. ed era stato esonerato dall'Orientolo e era 2 anni che la Perù. Siete tutti d'accordo? Sì. Ricordate la storia. Però parlando con una persona, perché ho parlato io personalmente, avevo capito delle grandi doti umane, secondo tecniche che aveva in sé. È stato un bel percorso, sempre un percorso al di là delle vittorie, bello, trasparente, corretto, distinto. È chiaro che come tutte le cose nel calcio, il progetto ha un percorso. Mourinho è andato via perché poi aveva vinto 3 titoli con l'Inter, quindi sono
delle scelte che la società fa. Quello che è importante però chiarire e capire è che la C1 è diversa dalla C2 perché mentre la C1 guarda la serie B, la C2 è più vicina alla D, tecnicamente dal punto di vista organizzativo. Oggi noi non abbiamo lasciato a casa nessuno, perché i giocatori che sono sotto contratto rimangono a servizio, non abbiamo tenuto nessuno. Quelli che avevano un contratto di scadenza a giugno, compreso anche il tecnico Zanini, non è stato rinnovato, ma informato. Tranquillamente il primo contratto mi ha parlato e parlo tuttora senza nessun problema, cioè il rapporto c'è. Se poi giustamente la comunicazione non è stata tale, questo è diverso, però questi sono i fatti. E io personalmente una società tutti quanti siamo qua per ringraziare quello che fa. È stata una scelta tecnica o dell'amministrazione? Scusa? È stata una scelta tecnica? È stata una scelta della società di rifare un progetto che guarda al C1 in certa maniera verso categorie, se possibili, in futuro, magari 4, 5, 6 anni, più possono accettare il turismo. Questo è stato il... Però io non entrerei in merito a queste cose qua. Però io lo domando oggi perché non sembra... Sì, non vai bene. Comunque sicuramente sarà Era fatto. foto. Per quel che riguarda i giocatori, più tardi di mezz'ora fa, ho visto che a Venezia sono rimasti 3 giocatori l'anno scorso, mandati via, siete liberi tutti. Nei miei russi, avevate un'altra roba. Comunque, scusa Presidente, sta mettendo a confronto la differenza che non si sa neanche se domani esiste per prendere i russi. Come fa a mettere... Allora voglio dire, è la cosa stessa la realtà ce ne sono tante. Ma guarda, non è casa nostra. Il servizio per città soldi e russi. Comunque, è casa nostra. chiudendo questa parentesi, per sia da questa. Adesso dobbiamo tutti assieme, ripeto, perché si parte, diciamo, da questo momento per la prossima stagione, tutti assieme cercare, ognuno il ruolo, il proprio, diciamo, incarico, eccetera, di lavorare in maniera abbastanza unita, perché ognuno ha un ruolo e di conseguenza la comunicazione deve essere fatta in base a quello che la società deve comunicare e non per niente ci stiamo strutturando in certa maniera. Queste iniziative sono fatte anche non perché io ho ritenuto che ci fosse l'esigenza di fare un certo tipo di Presidente, permetta che se cambia 3/4 squadra, se cambia 3/4 società, uno che me ne dà i dubbi o no? i dubbi che se Cazzo, perché è rimasto lei casa grande, che non vedo altre facce l'anno scorso, uno può avere dei dubbi che Dio Cristo che c'è qualcosa sotto o no? ma sono scelte. Ah, no, sono scelte, però sono un po' strane, sbaglio. Renzo, scusa Renzo, allora, le scelte legittime scelte voi. Renzo, la tempistica di queste scelte, cioè da quella partita di Montichiari adesso, come sarà dopo 2 mesi, in tutto questo lasso di tempo non avete fatto una conferenza stampa di spiegazione dei vostri progetti, è questo che credo vi imputano in questo momento. Sì, ma questo qua, cioè una maggiore frequenza di il discorso della comunicazione, eccetera, questo è una lacuna che non l'avevamo, cercheremo quel tempo con partire, però che cosa vi ha impedito di fare questa serie di comunicazioni che insomma non ci vuole molto in effetti, no? Chiamate la stampa e dite quello che volete fare. ma probabilmente c'è un momento giustivo di fare. Avevate anche un ufficio stampa, adesso non c'è più. Ah, poi è stato anche lui parlando per l'altro giorno, quindi insomma sono cose E quindi ci siamo chiesti anche noi, perché questo silenzio? C'era niente da nascondere, credo. No, ma non c'era. Senta, Secondo me non c'era assolutamente niente da nascondere. Queste cose sono nate proprio Allora, perché. il discorso che fanno loro è giusto, cioè non si può dire che non torna perfettamente, ha una logica chiarissima. Io ho esordito dicendo c'è delle problematiche o ci sono state delle problematiche organizzative o ci sono, cerchiamo di risolvere, perché nessuno viene con la bacchetta magica il giorno dopo, cambia il mondo. Io certo non la penso così, quindi c'è da lavorare e da impostare la società in maniera molto più chiara e trasparente e diretta, con una comunicazione molto chiara, punto, con i fatti prima e con le parole dopo. Allora,
come vedete in questi 2 mesi, chiaro, può essere imputato di non aver fatto comunicazione, di essere stati uno potrebbe dall'altra parte dire altre cose, però voglio dire, si scende su un campo che poi ognuno, secondo me, come la esprime, già perfettamente. L'entusiasmo Allora, c'era in quel momento. io dico era da che sfruttare. secondo me sì, ma l'entusiasmo è da sfruttare, ma è anche vero che uno deve prendere coscienza, al di là dell'entusiasmo e al di là delle cose. Una volta che prende coscienza delle cose, deve secondo me lavorare, perché comunque questa società, al di là che se dica in questi 2 mesi non ha fatto niente, veramente è stata lì, ha lavorato, con tutte le difficoltà che sapete e che vedete, per 1000 motivi è riuscito a gestire la squadra. È chiaro che uno non è che ha fatto qualcosa di meglio, ha fatto il suo, quindi è riuscito a gestire la squadra, però ha lavorato in una certa direzione, sia da un punto di vista tecnico che organizzativo, e ora deve cercare di mettere a punto è un organico, detto in un certo modo, e non sto mai parlando perché è competenza esclusiva di Mauro Ferrari, e da un punto di vista organizzativo, perché le cose vanno fatte secondo oggi ci impone il calcio in assoluto una logica e di bilancio e di organizzazione e di comunicazione. Quindi nessuno dà torto a nessuno, però mettiamo un punto, perché se non si mette mai un punto, quindi nessuno è qui per dire ma che dite, che diciamo, non era la ragione, scelto ripeto, quindi vista dall'esterno. Quindi bisogna mettere un punto, che il punto è questo, da dove partire ognuno delle persone. Quindi per quanto mi riguarda, per quanto riguarda Mauro, per quanto riguarda Leandro, per quanto riguarda tutti noi, di essere concentrati su quello che dobbiamo fare, stando accortissimi a quelle che sono le realtà. Questo è l'input. Poi è vero, si può fare, se no stiamo qui a fare giuste critiche, giuste anche, però qui oggi rispondere è un po' difficoltoso, perché uno che può dire ha ragione non sembra finisce lì, secondo me dobbiamo rimboccarci le maniche e andare su questa